farlo resta un rebus. Eh sì, riuscire a capire dove verrà fatto, come verrà fatto, in che tempi, resta ancora effettivamente un rebus. Sull'ospedale di Padova bisognerà aspettare, come dicevo in apertura, il 27 di novembre per avere la risposta della Regione, però intanto continua la polemica e il dibattito. Il Comune di Padova ha presentato un'ipotesi di progetto per la realizzazione del nuovo sul sito dell'attuale. Giordani ci tiene a specificare, non è il nuovo sul vecchio. Io inizierei da Bisato qui per cercare un pochino di capire quali sono le posizioni. Innanzitutto Giordani è un sindaco di centro-sinistra. No, è un civico. È un civico, però è appoggiato. Oggi ha fatto uno sgambetto che lui dice che è un civico, non è di centro-sinistra. No, perché sennò allora dobbiamo chiarirci un attimo. No? Cosa dice Bisato? È un civico di centro-sinistra? Allora, questa posizione di Giordani che non vuole assolutamente dare il terreno di Padova Est, dove in precedenza si era concordato di realizzare l'ospedale, ma che vuole una contropartita economica dalla Regione. Faccio due o tre considerazioni. La prima, l'importante è che si decida un sito velocissimamente e che si parta, perché altrimenti è 10 anni che stiamo qua a discutere, prima su Padova Ovest, che io ritengo ancora forse la soluzione migliore, perché dal punto di vista dell'ampiezza del sito lì almeno non c'erano problemi di essere costipati tra una zona industriale e l'edificato. Adesso viene fuori che ci potrebbe essere l'ipotesi anche di l'ospedale ai Colli, c'è il nuovo Suvecchio, c'è Padova Est. L'importante, ripeto, è che tutte le forze in campo trovino tra loro una soluzione che è per il bene dei cittadini di Padova e soprattutto direi per il Veneto, perché qui non stiamo parlando dell'ospedale come dire nostro di Padova, ma stiamo parlando di un campus che dovrebbe fare l'eccellenza della sanità. Abbiamo un illustre esponente anche qui in studio che porterà il suo contributo poi per la sanità veneta, che guarda all'Europa, come dire, quasi chiamando anche dall'estero persone che vengono eventualmente qui a curarsi. Sì. Sappiamo per certo che l'inerzia ha fatto scappar via tutta una serie di primari, di primariati che sono andati in giro per il Veneto, perché obiettivamente se qui non si trova una soluzione prendono altri lidi. Allora questa era la prima considerazione. La seconda considerazione è: guardate che non è che Padova Est fosse la panacea di tutti i mali e, come dire, dal cappello avessimo tirato fuori chissà quale soluzione. Lì di fatto c'era delle aree che, per renderle attualizzabili come sito per un eventuale ospedale, si valorizzavano le aree contermini, facendocene delle torri da un punto di vista edilizio. Quindi male non fa il Comune a pensare che ci debba essere una valorizzazione del proprio sedime urbanistico, perché guardate che se stiamo discutendo di 500 milioni per l'ospedale, non saranno 50 milioni o 40-50 milioni dell'area a determinare se si fa o non si fa. Erano altre le motivazioni per decidere un sito rispetto ad un altro. Terza considerazione: il nuovo Suvecchio non è tanto, come dice Giordani, e qua sì sono d'accordo con lui, il riedificare dove c'è, ma l'importante è che non rimanga lì un buco nero in mezzo a una città come Padova. Questo è, mi pare, scongiurato anche dagli ultimi, un po' da quello che avevano già detto a livello regionale, ma adesso deve essere scritto nero su bianco, prima di tutto perché sono già stati messi 20 milioni di euro per fare la cittadella del bambino, la pediatria, quindi quello che si voglia, che non lo si voglia, lì si farà una torre. Quindi di fatto questo sta anche a presupporre che si potrebbe anche fare qualcosa di più. È vero che un conto è l'aspetto dell'acuzia dal punto di vista medico, e un altro è il campus universitario.
Il campus universitario obiettivamente ha bisogno di spazi che certamente dove è localizzato attualmente l'ospedale non ci sono. Che sia il 27 di novembre, che sia il 27 di dicembre, poco cambia, l'importante è che non sia il 27 del 2027. Certo. Beh, oggi il sindaco ha incontrato i giornalisti anche per commentare quella che è stato quanto confermato dalla Corte dei Conti, che ha appunto confermato che c'è la possibilità di fare una donazione, quindi di dare dei terreni del comune gratuitamente, se c'è l'interesse. Ma non lo sapeva solo Giordani e Bettin? Ecco, però malgrado questo, adesso lo sentiamo Giordani. Allora sentiamo Giordani come ha commentato. Perché non ha esperienza Giordani. Io ringrazio oggi il procuratore Conti di Conti che ha detto non ci dovrebbe essere nessun problema, per cui sono ancora più tranquillo. Ma lo ero già prima tranquillo, nel senso che ho detto chiaramente che a Padova, nell'eventualità sia parte dell'area totale dell'area, non lo so, a Padova Est è un patrimonio di padovani, per cui non vedo perché deve cederlo gratuitamente. Ricordo inoltre un'altra cosa, che per fare queste operazioni come viabilità, strade e via dicendo, il Comune di Padova deve spendere molti soldi. Non mi sembra giusto che con i soldi della Regione completiamo queste opere che dobbiamo fare. Allora, Luciani. Devo dire che io in queste ultime 20 giorni, fino appunto alla scadenza che il governatore ha voluto finalmente fissare, ho ritenuto che dal mio punto di vista, dal mio profilo, su questo tema si debba lasciare un po' Giordani un po' tranquillo, se vogliamo, il sindaco, nel senso che ritengo che lui debba prendere una decisione al di là delle questioni politiche, quindi senza ascoltare l'opposizione e il suo portavoce Bettin, cioè deve prendere una decisione lui. È chiaro che la questione Padova Est, e io l'ho detto anche chiaramente, è sicuramente la migliore opzione, se non altro perché ti consente di ridurre i tempi. Purtroppo la politica padovana del nulla per 30 anni ci ha portato oggi a dover discutere di questa opzione di Padova Est e ci ha messo nelle condizioni oggi di dover quasi litigare per questa questione che non ha nessun senso, cioè litigare per una cosa di questo tipo non ha nessun senso, e questo continuo accuse, c'è il danno erariale, poi oggi scopre finalmente anche il sindaco sul buco Giordani, nero, il buco nero il buco nero che lascerebbe. No, non è vero, perché in realtà allora se c'è una cosa che l'ex sindaco Massimo Biton ci aveva ben chiara, era l'idea della città. Evidentemente non è riuscito a trasmetterla, ed è questo uno dei motivi per cui evidentemente non è stato rinnovato, cioè lui aveva ben chiaro che l'esperienza di Mestre non si poteva ripetere, perché avevamo un esempio molto vicino a noi, appunto, di un ospedale edificato che demolizione dell'Imberto I, la realizzazione ed aveva messo nell'accordo di programma che andava praticamente a siglare poi l'accordo con la regione, nero su bianco quello che sarebbe stata l'area delle cliniche, poi, perché non si parla dell'ospedale di Padova che resta, perché questo era già chiaro da prima, si parla delle cliniche, ove tra l'altro insiste anche un abuso edilizio, ci sono degli abusi edilizi giganteschi sulle cliniche dell'ospedale di Padova, cioè diciamocele queste cose, sono dei comitati tipo quelli Cornaro, insomma sono diversi comitati che fanno presente che l'ospedale è costruito sopra le mura antiche padovane. Considerate che le mura antiche padovane sono il monumento più importante della città di Padova, perché tutti pensano al Prato della Valle, a Sant'Antonio, che ovviamente sono di grande pregio, ma sono la cinta muraria più lunga d'Europa, queste le cinte murarie di Padova, e su questo l'ex sindaco Bitonci aveva un'idea di riqualificare l'intera mura di Padova, di farle diventare monumento internazionale, e quindi da quel punto di vista la scelta di Padova Est, dove anche noi, questo è proprio l'ospedale dell'abuso edilizio, proprio questo, e dovete pensare che l'area di Padova Est è così vicina alla zona industriale. Qualcuno dice ma è congestionata. Allora, la crisi che oggi ha la zona industriale di Padova dal punto di vista della produzione proprio dell'industria è talmente lampante che lo vedete decine e decine di capannoni vuoti. Certo. Riuscire a portare in quell'area della città
e quindi ecco che qui contraddico magari quello che dice l'esponente del PD, portare in quella area lì e riqualificare di Noventa, quindi io non... sindaco di Noventa, a me andrebbe bene da quel punto di vista. Riqualificare anche la zona industriale, portando magari centri di ricerca, magari portando aziende farmaceutiche, magari portando anche semplicemente... Potrebbe essere un sistema di rifare e sollevare la zona industriale. Diversamente era Padova Ovest, perché a Padova Ovest è in mezzo al nulla, si sarebbe dovuto edificare per servire l'ospedale, tutti i servizi correlati all'ospedale, si sarebbe dovuto consumare ulteriore suolo, perché su questo non si è mai fatto un ragionamento anche su questo aspetto. A Padova Est, e qui posso essere d'accordo con il sindaco Giordani quando dice ok, mi piacerebbe che mi venisse restituito qualcosa per i padovani, però in realtà questo è già previsto, cioè quando si costruisce un ospedale, non è che si costruisce l'ospedale e basta, lì c'è la tangenziale che è sempre piena di ingorghi, continuamente, abbiamo visto è un disastro quella tangenziale. Adesso parleremo anche della viabilità nella zona. Io lo chiesi proprio io a Massimo Bitonci all'epoca, ma in tangenziale lì dico che ci sono 2 corsie, guarda che sono previste la terza corsia, sono previste tutta una serie di opere poi correlate all'ospedale, che è chiaro che finanzierà la regione, finanzierà lo Stato, finanzierà in parte anche il comune, cioè questa è una soluzione che veramente può far cambiare il volto della città in positivo. Ma l'area est ha sofferto per tantissimi anni, tutti gli ultimi anni, un po' per l'inquinamento, un po' per il traffico, un po' per la situazione di un grosso commercio esasperato. Sarebbe finalmente restituire a un'area che ha sofferto tanto della città un qualcosa di positivo e di attrattivo. Certo, professor Ancona, il progetto in 6 fasi, l'ipotesi di progetto del Comune di Padova prevede appunto la realizzazione del nuovo sul sito attuale. Qui tra l'altro la regia sta proponendo alcune carte, diciamo, prospettiche che sono state presentate di questo iter. Dopo arriveremo alla fine con l'ultima, così capiremo poi qual è l'ipotesi conclusiva, diciamo. Ma io devo dire, non riesco a svestirmi del mio ruolo avuto in questo policlinico parlando di questa cosa, ovviamente. Io sono entrato in questo policlinico quando era il numero 1 o 2 d'Italia, quando non c'era deputato o senatore che aveva qualcosa che non venisse a Padova, quando avevamo su 10 grandi chirurghi d'Italia, 3 contemporaneamente erano a Padova. E io nel mio piccolo ho aiutato a mettere in piedi un'attività sulla chirurgia dell'esofago che era un elemento di attrazione per l'80% di pazienti da fuori regione e anche dall'estero. E vedere tutto questo distrutto mi dà un senso di fastidio quantomeno. Come vice sindaco, tra l'altro, la cosa l'avevo affrontata ancora 15 anni fa, mi pare. La città, ebbi modo già di dire, stranamente non risponde. È come fosse una questione che riguarda i politici, ma ai cittadini, santa pace, non gliene frega niente del ruolo che la sanità padovana può avere. Ecco, venendo ai lavori che adesso si prospettano, ma mi vengono i capelli dritti pensare di fare 10 anni a essere benevoli, no? Di lavori con i malati in casa, ma qualcuno di questi che lo propongono può pensare che sua mamma può trovarsi in un cantiere un domani ricoverato, oppure lui stesso, perché dureranno talmente tanto i lavori che probabilmente qualcuno che adesso è ancora giovanetto, 50-60 anni, può essere che finisca in questo ospedale. Cioè si può pensare di lavorare di tenere i malati su un cantiere? Ecco, detto questo, è chiaro che il problema del buco nero bisogna risolverlo. È anche vero che l'idea di dire buttiamo giù tutto e riportiamo le mura, che io ho conosciuto perché io abitato in via Sografi, giocavo su quelle mura, sulla valle dove correva ancora il canale non interrato, e quindi quello però è improponibile, perché la vita delle città è questa, è inutile che ci illudiamo, no? Allora, oltretutto, prendiamo dal punto di vista economico, si è parlato di 20 milioni per la pediatria che ormai vengono fatti,
Ma vogliamo parlare degli 80 milioni spesi per mettere in situazione di sicurezza dal punto di vista sismico, dal punto di vista messa a norma, di quello che riguarda il policlinico, tutte queste cose qui, vogliamo parlare di questi lavori milioni? che sono in corso anche, voglio dire, cosa facciamo? Adesso? Buttiamo giù 80 milioni, ma chi si sente di dire di fronte alla propria coscienza, di fronte allo specchio, io ho investito 20 milioni per mettere in piedi, che so, il policlinico, adesso lo butto giù, faccio qualcosa d'altro? Ecco. Allora cosa si può fare? Per conto mio c'è una soluzione, e mi pare che forse che comincia, perché poi la logica è forte, la logica alla fine buca, no? E deve bucare in tutti i partiti, perché Padova deve fare quello che fece Verona quando fece partire l'operazione di Borgo Roma e di Borgo Trento, dal MIS al PC, perché allora questo era l'arco, tutti a Roma chiedevano la stessa cosa, tutti facevano squadra e hanno ottenuto tutto, hanno sbancato. È chiaro che la coperta dei soldi pubblici a livello della Roma, a livello della regione è corta, perché siamo in una crisi economica. Figuriamoci se a Padova non c'è una coesione politica, ma chi è che tirerà fuori i soldi per questa cosa qua? Questo, chiunque sia il responsabile. Io ricordo che avevo proposto a Galan una questione che riguardava per esempio l'ipotesi di prendere il Dipartimento Materno Infantile e il Dipartimento Ortopedico Riabilitativo e metterlo nella zona dove arriva il metro tram, cioè giù dalla Guizza, quella parte là, con un'idea che era quella di rivitalizzare tutta l'area termale dei Colli riabilitativa, perché un grosso ospedale ortopedico riabilitativo come è a Lubiana si collega facilmente con quello che è un sistema di riabilitazione termale. Lui mi disse, mi ricordo, Giancarlo Galan mi disse: portami il consenso della città. Io avevo provato in consiglio comunale a dire qualcosa, cosa è stato risposto? Figuriamoci se i baroni sono disponibili a prendere il tram oppure ad andare a lavorare laggiù invece che andare a piedi o in bicicletta dove sono oggi. Ecco, di fronte a queste cose qua cascano le mani, sono passati 15 anni, quindi allora torniamo a dire che oggi si può fare un ragionamento recuperando però l'idea di snellire il blocco che deve essere costruito. E come lo snellisci? Per esempio facendo veramente il Dipartimento Materno Infantile lì dove c'è adesso. Quindi l'ospedale della mamma del dobbiamo fare la parte pediatrica, mettiamo bene a posto anche la parte ostetrica ginecologica che merita di essere messa a posto, perché sono due cose che sono collegate. Non possiamo avere un'eccellenza nella pediatria e una normalità o ordinaria gestione di quello che è la parte ostetrica ginecologica. Non sta né in cielo né in terra, perché invece devono integrarsi assieme. Aggiungo che una cosa così può diventare un altro IRCS, perché alla fine vogliamo che Padova torni al ruolo che aveva negli anni 50 e 60 e 70, e allora deve inventare qualche cosa, no? E allora queste sono delle cose che possono servire. Lo IOV per esempio, ridotto a pezzettini, un poco all'ospedale della Bassa, un poco ha bisogno adesso, di una sede, anzi adesso più vecchia a Castelfranco che a Padova, e la città tace. Ma come? Io anche qua sono un pochino incazzato, per dirla in termine veneto, perché io sono quello che ho la serena coscienza di averlo inventato questo IOV e messo in piedi, anche contro quello che era il parere dell'amico Fabio Gava, allora assessore del Dipartimento, del capo del Dipartimento. Anche lui nella morsa del traffico. Perché dico, le proposte che stavano facendo dalla regione non stavano in cielo né in terra. Allora, andando però a livello del Ministero, è nato lo IOV in una maniera che può stare in piedi. Tutto mi aspettavo, anche quello aveva una chirurgia che attraeva il 70% da fuori regione. Bene, quel reparto di chirurgia è stato chiuso. Ma dove vogliamo andare? Ma Padova assiste al sacco di se stessa? Ecco. Allora io dico che se noi diciamo lo IOV va nella vecchia sede, il Dipartimento Materno Infantile va nella vecchia sede, così smagrito il sistema può collocarsi a Padova Est, può collocarsi a Padova Ovest, ma lì mi pare che politicamente ormai è caduta, no? Può collocarsi allo psichiatrico, tenendo presente che
nessuno ne parla, ma prenderanno, ma lo psichiatrico ha lì attaccato un campo di aviazione che non serve a niente, non serve neanche all'aeronautica gli serve un eliporto, perché mai un ufficiale superiore dell'aeronautica verrà giù con un aereo lì, perché non sono pazzi, nessuno con gli aerei attuali si mette a atterrare in un campo che finisce in via Sorio, e quello è terreno che basta averla. Se tutti i partiti assieme a Roma dicono dammi 3/4 del campo di aviazione, vuoi che lo Stato possa dire di no perché è una cosa demaniale? Santa pace, ci vuole volontà, questo c'è una certezza rispetto a queste cose. Posso solo aggiungere una cosa, c'è una certezza, sono 3 anni che la Regione del Veneto mette 50 milioni all'anno per l'ospedale di Padova, che alla fine dell'anno, perché non vadano a residuo, distribuiscono per gli altri ospedali del Veneto. Quindi da questo punto di vista stiamo dando una mano agli ospedali del Veneto, noi di Padova, perché non sappiamo decidere. Questo è il vero dramma di fondo, è che non sappiamo decidere. Si metteva di mezzo con delle idee strampalate, forse... Quali? Quello di fare il nuovo su vecchio così come l'aveva concepito inizialmente, dicendo che costava... Ma lì era Lorenzoni che gli metteva... Dicendo che costava 200 milioni, poi è passato a 400-450, in realtà probabilmente sono molti di più, se si vuole fare questa cosa, perché abbattere o ristrutturare costa più che far nuovo, e questo lui lo doveva dire. Poi l'altra bufala del fatto che non può essere fatta la cessione a titolo gratuito, quando è un principio già assodato nel nuovo codice appalti. Vediamo se la regia riesce a proporci poi lo schema di questa ipotesi di progetto che hanno presentato, perché insomma ci sono delle cose da dire. Detto questo, se noi ragioniamo... I sondaggi, i cittadini al 50% sono dell'idea che dovrebbe rimanere dov'è. Io sto dicendo stasera, sia chiaro, sto dicendo invece che va trovata una soluzione di compromesso che tuteli... nessun compromesso. Vabbè, perché se continuiamo a ragionare su un ospedale partendo dalle aree, ci dimentichiamo a cosa serve un ospedale. Quindi, che cosa è stato l'ospedale? Dove lo metterebbe lei? Posso dirti? Ecco, questa immagine qua, vediamo se la regia riesce a proporre anche. Se noi partiamo... Allora, questo qui sarebbe, adesso arriviamo il vecchio. Questo qui è il nuovo sul nuovo. Sì, no? E allora, adesso qui non sono segnate le vie, ma si vedono che ci sono 2 rotatorie, cioè questo progetto prevede la chiusura di via Giustiniani, con la realizzazione di quella fermata del tram? Con le 2 fermate del tram, quindi diciamo nella parte alta del teleschermo andiamo verso la stazione, e tratteggiato in verde è la linea del tram che passa, la seconda linea del tram, che si ferma, una fermata all'ingresso dell'ospedale e un'altra in direzione diciamo della porta di Pontecorvo. Quello che poi lascia perplessi, prima abbiamo visto le immagini del traffico che c'è in via Gattamelata davanti allo IOV, alla rotatoria, la chiusura di via Giustiniani e l'utilizzo della bretella, si chiama così, di una viabilità secondaria che coinvolge via San Massimo e via Cornaro. È chiaro che è un progetto che avrebbe un impatto pesantissimo Cosa dice Bisato? Un impatto non semplice, ma questa è, come ho detto sempre prima, un'ipotesi. È un'ipotesi da portare al tavolo, ma sono i libri dei desideri di Lorenzoni. Diciamo, lui è convinto che domani mattina convince tutti i cittadini a non usare più la macchina ma andare in bicicletta, nonostante il freddo, diciamo dice problemi non ce n'è più, il traffico non c'è, la gente prende il tram. Contano molto sul tram. Dopo sentiamo anche Giordani, desideri, ma sono sogni che resteranno. Eccola qua via San Massimo. Ecco, questa è via San Massimo, ma vogliamo rivedere la cartina di prima? Andiamo alla regia. Allora, il problema, come abbiamo già affrontato nelle trasmissioni precedenti che parlano di Padova, Padova ha un grosso problema: l'uscita e l'accesso alla città. E qui purtroppo, non avendo avuto delle vie a suo tempo sufficientemente grandi, il centro storico è tagliato fuori. Quindi il Padova si è sviluppata a misura di auto e non a misura d'uomo.
Quindi si sta desertificando il centro storico, qui nasce il problema di mantenere un'attività come l'ospedale in una zona comunque abbastanza vicina al centro, e anche perché l'ospedale è legato all'università. Ora sappiamo che l'università è stata sempre la prima industria padovana perché ha 70.000 iscritti e tutti i docenti e tutto il personale, tutto l'indotto, quindi è una ricchezza. Però presentare una cosa di questo genere, cioè togliere via Giustiniani, è come chiudere completamente l'accesso alla città dalla parte est. Cosa vuol dire? Vuol dire che io arrivo via Facciolati e ho due possibilità: o giro a destra e vado a finire fino al vecchio macello, no? E poi faccio il giro, oppure vado per Prato della Valle, ma comunque dal Prato della Valle poi non riuscirò mai ad andare in centro. Come fa la gente a entrare? Allora, per carità, va bene le biciclette, vanno bene i tram, ma non abbiamo strade, vie d'accesso che possano sostenere una viabilità di un tram, e quindi va seriamente pensato, consolidato un'idea che sia adeguato alla struttura della città. È chiaro che il tram è l'ideale, però se non ci sono le strade cosa faccio? No? Comunque, fu una vecchia discussione e Lorenzoni non sono stati preclusivi con questa proposta, hanno solo detto ragioniamo anche sull'esistente. L'aveva fatto anche Bitonci, tanto per perché prima di arrivare a Padova ha cambiato 4 soluzioni, è andato al gasometro, è andato da tutte le parti, quindi vuol dire che non... Guarda che politicamente siamo tutti d'accordo, vinci le elezioni, si dice che fai il nuovo su vecchio, e infatti è stato così per Massimo, ma anche no, oggi la verità è che ce l'hanno detto in tutte le maniere che non si può, ci abbiamo provato anche noi, insomma avevamo il governatore dalla nostra parte, il leader della Lega, ci ha detto non si può fare. Allora a quel punto lì cosa fai? Continui a mentire ai cittadini e fai i disegnetti? Cioè bisogna essere anche seri e dire signore, la situazione è questa e ma noi infatti abbiamo non siamo in questa fase, non c'è una chiusura, io non vedo una chiusura, non vedo un muro contro un muro. No, ma infatti io sono stato il prima di non capisco anche che adesso fa un po' polemiche. Il senatore l'abbiamo fatta intervenire, non è che gli abbiamo tolto mai la parola, perché adesso pare che cosa qua non può dire niente. Posso terminare? Allora, vorrei terminare, poi ti lascio la parola. Allora, adesso arriviamo. Di soluzione a Padova ce n'è una montagna, ma anche in centro storico. Se noi guardiamo dall'Alto Padova, abbiamo tutte le caserme, sono vuote, no? Abbiamo la fiera che appartiene a quell'esperienza ospedaliera, no? L'abbiamo desertificata anche quella. Cioè è nata la fiera di Vicenza, la fiera di Verona sulla schiena nostra, di Padova, è cresciuta la fiera di Bologna, quella di Milano, sulla schiena di Padova, perché la prima fiera della nautica è stata fatta a Padova, la prima fiera del mobile è stata fatta a Padova, la prima fiera dei cavalli, io ho ancora il filmato in bianco e nero, è stata fatta a Padova, e abbiamo svuotato la fiera. Ma è una zona morta. Allora c'era un vecchio progetto, perché la memoria spesso aiuta, c'era un vecchio progetto di portare la fiera dove di fronte praticamente all'Ikea attuale, l'ospedale, dove dovrebbe andare all'uscita, esatto, all'uscita dell'autostrada, dove naturalmente chi viene da fuori ha la massima accesso, la massima rapidità d'accesso e non va a intasare la città, no? Al posto della fiera si può fare una parte dell'ospedale e questi sta nei tecnici stabilire i tempi e i metodi ed eventualmente rivitalizzare una parte dell'ospedale esistente, chiaramente non continuando a spendere soldi su un immobile che non è antisismico e quindi si buttano soldi dalla finestra, anche perché la struttura è stata fatta in vari tempi, quindi non c'è una coincidenza dei piani, degli ascensori, tutte queste cose, c'è un intrigo che non finisce mai. Questo è merito sempre della vecchia democrazia cristiana. Io credo che Allora, il problema è questo: se noi riuscissimo a occupare quelle aree al centro storico, perché quello che conta dell'ospedale è l'indotto,
Esatto. È l'indotto che crea ricchezza dentro la città. Se io porto, come era il progetto vecchio, quello di portare a Padova Ovest l'ospedale, vuol dire che io svuoto Padova e devo ricreare un ambiente capace di accogliere questa attività in Padova Ovest, e naturalmente oggi con la crisi edilizia e tutto il resto non è che uno sia indotto a fare cose di questo genere. Allora seconda cosa, io mi domando, questa è un'architettura scientifica, non è un'architettura estetica, o se passo da un ambiente all'altro come passo, perché oggi la tecnologia, la medicina attuale ha delle esigenze che sono completamente diverse rispetto all'ospedale di 50 anni fa. Quindi l'architetto non si può inventare dei quadrettini di qua metto qua, questo metto là, qui faccio una torre, eccetera. Bisogna chiedere a chi e andare a vedere gli attuali ospedali, i più avanzati, come hanno risolto determinati problemi, perché vuol dire abbattere i costi, vuol dire avere più funzionalità, più capacità operativa. Io poi mi fermo su un piccolo dettaglio, perché ho raccolto purtroppo in questi ultimi anni un sacco di lagnazze da parte di chi lavora all'ospedale, ma dice: perché devo spendere una barcata di soldi per parcheggiare la macchina? No? O devo diventare matto a girare finché trovo un buco? Cioè io, se ho l'azienda, devo anche pensare che ho dei collaboratori, dei dipendenti, delle persone che come arrivano non devono perdere tempo. Cioè non possono aspettare un'ora per poter parcheggiare la macchina, salvo che non sia un privilegiato. Questo è uno dei problemi. Il tram è una cosa sacrosanta, ma se non può passare, non passa. Allora, Endrizzi. Ecco, questa del tram è una considerazione molto importante. Io ho l'impressione che Giordani e Lorenzoni stiano usando il tram e l'ospedale come due carte che si tengono su una vicenda. Perché c'è il tram, allora faccio l'ospedale, c'è l'ospedale, allora faccio il tram, ma in realtà entrambi questi due progetti in quella situazione non hanno senso. E la politica continua a ragionare sulla base delle aree, cioè la domanda che mi hai fatto è: dove lo faresti? Non è dove lo farei, ma cosa voglio fare. Dobbiamo chiedere che cosa serve alla città di Padova, all'università, ai cittadini, al suo tessuto economico. È stato detto che l'università, 70.000 iscritti, è la principale industria, 10.000 sono solo quelli, solo medicina li ha. Per continuare ad avere 10.000 iscritti a medicina io devo garantire una qualità formativa. Per continuare ad avere 70-80% di persone che vengono a fare interventi chirurgici a Padova, io devo continuare a garantire eccellenza di prestazioni. Devo continuare ad avere la spinta innovativa che mi dà la ricerca, e questi elementi, formazione, cura, ricerca, vanno in sinergia, perché se io ho un sistema che funziona continuo ad avere studenti ben formati che mi faranno le nuove equip, che mi faranno prestazioni, che mi faranno indotto. No, ma è tutto giusto. Ora, solo questo che oggi, è la competenza del comune, ce cioè il comune deve solo individuare l'area. Permetti, no, non è questo, regionali, non è questo il problema. Oggi le esperienze di eccellenza a livello europeo ci dicono che un ospedale ha bisogno di un'organizzazione di spazi moderna. Non possiamo più costruire ospedali sulla base del layout, dei reparti, delle strutture, dei servizi come abbiamo avuto finora. Dunque, se ci deve essere un nuovo ospedale, quale che sia l'area, devo pensare a una radicale trasformazione sull'utilizzo strutture vecchie. Questo vuol dire costi, vuol dire disagi, vuol dire alla fine anche il rischio di penalizzare. Già negli anni 50 il progettista dell'attuale ospedale diceva: attenzione, questa è un'area che non permetterà in futuro sviluppo. Dunque l'università deve dire, e lo ha già detto, vuole 47 ettari almeno per avere un impianto corretto. 47 ettari lì non ci sono. E ci sono
a Padova Ovest, ci sono all'ospedale ai Colli, ci sono a Padova Est. Tirati, Padova ai Colli non ci sta. Ma risulta che l'area dei Colli sia 50 ettari, però... Cioè, ci sono il problema è che sono vincolati alla sovrintendenza. Ma il vincolo non ha impatto, il vincolo che c'è parziale non ha impatto sul progetto, perché non si tratta solo di fare ospedali, si tratta di fare anche un campus, e molte di queste strutture sono compatibili con i vincoli esistenti, con gli edifici che ci sono. Detto questo, io non sto facendo una scelta, perché la scelta deve essere fatta sulla base di un progetto. L'università deve dire: ho bisogno di questo, questo, questo e questo, e poi dovranno essere degli urbanisti a dire: questo progetto lo posso collocare qui e non lì. Anche l'area di Padova Est ha dei pregi, la stazione SNFR ha, voglio dire, però in ogni luogo c'è un pro e un contro, ma se non parto da un progetto che possa effettivamente mantenere a Padova un ospedale che su 10 specialità di chirurgia sono 10, il professore mi corregga, ma comunque su tutte... Ne verranno anche altre, Bene, su tutte Padova è ai primi 3 posti a livello nazionale. Se io voglio mantenere queste cose, io devo garantire la sfida del futuro con una struttura che sia al passo coi tempi. Da lì bisogna partire, non partire dai soldi che ho o dalle aree che mi avanzano, perché se no faccio la logica del bottone da prete. Prima di tornare a intervenire il professor Ancona, volevo proporvi un'intervista che abbiamo fatto oggi a Giordani sulla questione della viabilità anche della zona di via Giustiniani. Sentiamo cosa ci ha detto. Se ne fanno uno in più, non ho niente in contrario, possono farlo via di Colli, possono farlo a Padova Est, non ho nessun problema. Il vostro progetto resta dunque comunque quello di realizzare il nuovo sul sito attuale, quindi il vostro progetto è quello che volete realizzare comunque? Noi siamo fermamente convinti che il nostro progetto è quello, però quando noi abbiamo un ospedale, per ospedale si intende pronto soccorso, aeroporto, un ospedale vero, noi siamo contenti per i padovani, non perché dobbiamo vincere, non ho un problema di vincere politicamente, non mi interessano queste cose, a me interessa dare soluzioni ai padovani e basta. Ecco, senta, la vostra ipotesi di progetto prevede una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la mobilità, come pensate di affrontare la cosa? È stato fatto già un'ipotesi in cui il tram aveva 2 fermate nella zona ospedaliera, dipende quale progetto fa la regione, noi ci adatteremo, ma chiaramente è un discorso molto importante perché la viabilità deve cambiare. E la vostra ipotesi che prevede la chiusura di via Giustiniani? Può essere, breve, non c'è problema, però ripeto, non è che mi metto io a fare queste cose qua, abbiamo dei tecnici valenti in comune, tecnici esperti, per cui ci aiuteranno a definire il tutto, non è che lo facciamo io e Arturo queste cose qua. Ecco, la questione dei parcheggi invece avete già un'idea? I parcheggi ce ne saranno 2200 con i silos, per cui più che sufficiente, oggi sono 1200, in più col tram vuol dire agevolare ulteriormente, ci è chiaro che gli anziani devono arrivare in macchina, gente che ha problemi, mentre per chi visita, chi va a fare il giro in ospedale anche per cose banali, è chiaro che può adoperare il tram. Chi lavora in ospedale? Il tram potrebbe essere un'ottima idea. Allora, professor Ancona, qui il tram l'ha fatta da padrone, Ma sulla mobilità... Ma la seconda linea del tram fa solo bene alla città, questo non c'è dubbio. Ma io guardavo adesso di nuovo questo progetto, ma io concordo con molte cose che ha detto il senatore Endrizzi, devo dire, perché come si fa a pensare, se fate ancora vedere a fare oggi un ospedale per padiglioni? No, scusate, è stato detto l'università dica qualche cosa. Ma santo cielo, se l'università vuol dire Lorenzoni che propone oggi di fare un ospedale per padiglioni, no, infatti Lorenzoni non rappresenta molto l'università. Non so che cosa andiamo a cercare, perché presenta se stesso. Per fare l'ospedale nuovo intanto ci vorrebbe anche uno studio di economia sanitaria, tra l'altro
a Padova c'erano illustri esperti di economia sanitaria, basta solo pensare l'ex rettore Gilberto Muraro, che è ancora vivo e vegeto, pensante e intelligente. L'avete stato mai sentito per avere un consiglio? Perché un ospedale ha degli introiti che dà la regione sostanzialmente, oppure l'extra regione che dovremmo potenziare, e ha delle spese. È evidente che meno sono le spese e più facile avere disponibilità per acquisire nuove attrezzature, per avere gli infermieri che servono, per avere gli anestesisti. E quindi come si fa a pensare di avere un modello per padiglioni che è sicuramente il più costoso di gestione di tutti, e così con leggerezza, solo perché lì nessuno può edificare, almeno questo sulle mura storiche di Padova, un edificio di 14 piani, no? Però vogliamo fare questo nuovo ospedale e qui l'università dovrebbe darsi una sveglia, perché ha anche la facoltà dove ci sono degli esperti di urbanistica, esperti di costruzioni, no? Quindi vogliamo pensare primo a quale sarà la maniera di fare assistenza nell'ospedale nei prossimi 100 anni, 50 anni, non dico 80, almeno 50, che non è certo quella di prima. Certo, bisognerà avere anche tutti gli elementi di capire quali saranno anche le innovazioni tecnologiche. La prima cosa è che è talmente variabile il bisogno, le malattie che stanno emergendo da una parte spariscono dall'altra, basta pensare all'AIDS. Negli anni 80 era la tragedia, no? Certo, letti dappertutto per l'AIDS, adesso è stata in qualche modo governata, quindi è una cosa che è passata. Quindi mentre ci sarebbe voluto un reparto che so da 25 letti o 30 letti per malati di questo tipo negli anni 80, quando c'era un andamento esponenziale, oggi ne basterebbero magari 12. Quindi e capire che ci vuole una modularità quando si fanno queste cose. Come si fa la modularità? Sugli edifici in verticale. Gli edifici in verticale andiamo a vederli. Io ho visto a Houston costruire in 2 anni, forse magari l'interno doveva ancora essere poi completato, ma io ho visto in 2 anni nascere un edificio. Ma lì a Houston la sanità è un elemento di economia della città, coccolata, è una cosa importantissima perché porta ricchezza nella città di Houston, è un'impresa per la città di Houston, no? Ho letto anche sul giornale, non mi ricordo quale, l'intervista di Leo, che è stato tanti anni a Brisbane. Sì, anche lui parlava di un edificio costruito in 3-4 anni, ma è vero, è così. Gli edifici in verticale si possono fare, e allora se noi pensiamo che sia Padova Est, che sia Padova Ovest, che sia lì un edificio di 12, 14, 15 piani, non offende il profilo della città. Si può fare, mentre lì dove siamo noi già quei 2 edifici che ci sono offendono il profilo della città, perché quando io dal Policlinico guardavo il Santo con gli alberi che ci sono, la cosa eccetera, mi vedevo sto monoblocco correndo lì, soffrivo un po'. E quindi voglio dire, qui bisogna che si pensi a un modello di assistenza che tenga conto di tante cose. Si diceva prima, anche il benessere nel posto di lavoro di chi ci va a lavorare, che siano infermieri, che siano medici. L'altra volta dicevo, se vi ricordate, perché non pensiamo di fare il Kinderheim dove che le infermiere possono mettere i figli in maniera che vengano a lavorare di più? Perché non facciamo un luogo fitness dove ognuno mette a posto la sua schiena per quella oretta quando ha finito di lavorare prima di andare a casa a mangiare, che guadagniamo della gente che invece di mettersi in malattia perché ha mal di schiena ogni 3-4 mesi lavora perché sta bene, no? Certo. Cioè, si può pensare questa cosa, e qui dove dico, per conto mio, l'università deve battere un colpo, non può solo dire io devo fare la didattica e ho bisogno di queste cose, deve essere semplice, deve essere allora cosa fai, un liceo questo? Allora no, l'università nella città di Padova ha sempre avuto un ruolo ben diverso, che è quella di guidare lo sviluppo e l'aggiornamento e il progresso della città di Padova, e quindi che lo faccia nel settore della sanità, perché ne ha tutte le competenze, basta usarle e non dirsi decidete voi, no,
Decidete voi. Brevemente un ultimo intervento. Poi si è arrivati Luciani ha ai avvisato arrivo. 500.000 metri. Su 500.000 metri, professore, ce ne stanno 4 o 5 di ospedali se si fanno in verticale. Certo. Cioè, capito il ragionamento? Cioè, non è che fu un capriccio di qualcuno che, cioè, quando ti è stata fatta una richiesta così enorme, perché passarono da 300.000 a 400.000, poi a 500.000, è chiaro che l'unica area che poteva essere a disposizione, che non era un esborso, che non avremmo dovuto aspettare tempi biblici per... Cioè, la verità è che oggi è talmente tardi nella realizzazione di questo ospedale che è urgentissimo iniziare subito i lavori. Certo, come dice Bisato, perché poi di fatto poi i lavori dureranno 10 anni, se va bene. In Italia sì, no? perché... E comunque dall'intervista, al di là dell'ufficialità, emerge una trattativa in atto che secondo me terrà insieme sia il salvaguardare un qualcosa dell'attuale e farne un campus nuovo. Certo. Io penso che siamo nell'imminenza della definizione ormai, ecco. Siamo nelle fasi delle trattative, non lo dicono, ma è bene che sia così, perché altrimenti si è fatto bene il governatore Zaia a dare finalmente un... Beh, ne aveva già dati tanti, ha detto adesso tanti, ma qualcuno sai, cioè, diventavano tutti insieme ai 5 Stelle qualcuno ha deciso che l'affare non si doveva fare. Endrizzi, siamo nella fase della trattativa, cosa dice? Arriveremo a dipanare? Spero solo che non si arrivi a scegliere solo per l'urgenza la cosa più immediatamente accessibile. Per me ci deve essere un progetto, non si improvvisano le cose. Abbiamo visto ogni giunta cambiata, ognuno aveva la sua idea. Una questione già vista tristemente ai tempi del ping pong destro-Zanonato sul Metrobus. E vedere come è stato poi concepito, ribaltando la logica, ci sono i finanziamenti, allora peccato perdere i finanziamenti senza pensare a che cosa si andava a determinare come impatto sulla città. Per me è stato veramente una sconfitta. Io spero che non sia anche questa volta. Mi pare che il tram sia una sconfitta per la città in questo momento. No, non sto dicendo questo, sto dicendo che non sono state valutate attentamente le soluzioni alternative e si è ragionato con la logica povera. Io oggi vedo la proposta di far passare il tram adesso per Volta Barozzo fino... No, il problema è la rotaia, cioè parliamo di un rigurgito del secolo scorso. In un'arteria che non è via Venezia, è stretta, ha una sua vocazione, tanti ma se negozi. andiamo nelle città estere le rotaie, ma le stanno togliendo le rotaie a Barcellona, in Svezia, le stanno togliendo. Il vero dramma è aver persi quei 70 milioni. Ma che vedi, allora il professore prima l'ha detto chiaramente, cioè una città vive di un'idea nuova, invece il tram è un'idea nuova, la rotaia è un'idea nuova, ma no, sindaco, la rotaia è un'idea nuova. Napoli-Portici fu la prima ferrovia in Italia. Napoli-Portici non parliamo per slogan, non erano ancora Regno d'Italia, non parliamo per slogan. Non è slogan, è un rigurgito del passato. Se avessimo ancora del secolo scorso la rotaia. Magari non ancora il tram che dal Duomo arriva a Teolo, sarebbe una meraviglia. Sarebbe una meraviglia. Ho fatto tempo a vederlo. Aveva più senso il ma oggi noi abbiamo i camion da trasporto elettrici e senza conducente anche. Allora io non riesco a capire perché non facciamo un doppio passo verso il futuro e stiamo a ragionare guardandoci veramente dove mettiamo i piedi e non dove dobbiamo dirigere la nostra ma facciamone 3 di passi, ma facciamoli, altrimenti nel pensare di farne 2 non ne farne nemmeno uno. Lorenzoni è la causa della stasi, è Lorenzoni che si è messo di mezzo a dire no, lo voglio fare nuovo su vecchio. Cioè, ma non è vero, stiamo dando una lettura del fenomeno che non è quella che è sul tappeto in questo momento, perché l'amministrazione è in carica da qualche mese.
allora ci avrà ripensato 2 o 3 siti, ma adesso chiude, ormai è imminente, è una chiusura che tiene conto del vero problema del buco nero e tiene conto di fare un campus nuovo. Ormai è imminente. Erano già chiare le cose, sindaco. Allora bene che si chiariscano definitivamente. Bastava leggere le carte, che a Bettini è servito un po' di tempo per leggerle e poi spiegarle. Dopo la polemica politica è un'altra cosa. Professor Casen, scusate, dobbiamo chiudere, professor Casen, arriveremo ad avere... Ma sì, bisogna averlo, dato che la politica si mette d'accordo, ma si mette d'accordo su un progetto tecnico, su quello che effettivamente dovrà essere il nuovo ospedale e poi individuare i posti dove farlo. E questo è fattibile a Padova. E chiaramente non bisogna andare dietro a delle idee così, a delle impressioni, perché l'impressione è che questo progetto sia così, una cosa messa là, poi vedremo cosa fare. Invece si può fare, abbiamo delle persone che sono competenti, Ermanno Ancona è uno, ma così ha citato tanti altri colleghi dell'università che si possono essere interpellati e fare tecnicamente un progetto come si fa l'ospedale moderno, dopodiché si trova l'area. Ma questo non è che ci si può mettere anni, si mette mesi perché è abbastanza semplice, credo. Dopodiché si comincia a fare, la terza cosa è stabilire la viabilità di Padova, perché ancora adesso si tende a intasare la viabilità e non a liberarla. E bisogna prendere atto che la gente va in macchina, certo, e che dal momento in cui è stata fatta la famosa tangenziale a oggi, quindi quanto sono passati da quando è iniziata, 20 anni, no? Sì. Oggi è intasata, deve essere fatta una tangenziale che avesse avuto misure diverse. Questo vuol dire che il tempo poi ti fa pagare le cose. Non vorrei che l'ospedale fosse finito nel momento in cui è finito, è già superato, quindi guardare avanti. Ma di competenti ce ne sono, idee ce ne sono, soluzioni ci sono, basta non inventarsi ogni volta una cosa nuova. Bene. Grazie a lei Luciani, grazie al professor Ermanno Ancona, grazie al sindaco segretario regionale del Partito Democratico Luigi Bisato, grazie al senatore Endrizzi, grazie Armando, grazie Tullio, anche per te questa sera, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Venerdì prossimo alle 21 TV7 Match. Buonanotte a tutti.